Franco Cotto, allenatore Tavolo Gavoi. Franco, una vittoria di grandissimo prestigio per il Taloro oggi, il pubblico del Maestri sta andando, ma sta andando a festeggiare ancora, no? Sì, con la vittoria di oggi siamo matematicamente salvi, quindi una vittoria che ha molto prestigio anche per quello. Ecco Franco, avete preparato la partita molto bene tatticamente, avete bloccato Borroso, la coppia Arrai-Spinna, davvero di grande spessore. Arrai e Spinna, ma anche tutto il resto erano in grande sport per oggi, veramente hanno dato tutto dall'inizio fino, cioè tutta la partita dall'inizio alla fine, quindi siamo andati bene tutti, dai. Ecco, diciamo che il gol dell'1-0, il rigore, vi ha così sbloccato anche psicologicamente, nel senso che poi avete legittimato dopo anche il secondo gol. Anche dopo la partita, sì, però è dall'inizio della partita che abbiamo fatto bene, quindi non è solo il momento del rigore, però è tutta la partita che abbiamo fatto bene. Ecco, quando eravate penultimi in classifica in giro d'andata, insomma, pensavi di festeggiare la salvezza con largo anticipo? No, non pensavamo di fare tanto bene, siamo preparati bene, c'è una verità in allenamento a tutta, quindi i ragazzi hanno lavorato tanto, quindi... Ecco, nonostante l'assenza di Capitan Melli, insomma, chi lo sostituisce poi si fa trovare pronto, sì, no? Robby è stato tanto assente, quindi hanno sostituito degnamente i suoi compagni di squadra. Ecco, Atletico Curi e San Teodoro adesso si giocheranno questo secondo posto ormai, visto che il latte dolce sembra lanciatissimo. Sì, il latte dolce diciamo che è già in Serie D, quindi il latte dolce, Uri e San Teodoro andranno in Serie D, una delle due. Quindi. Secondo te chi ha qualcosa in più al di là della partita di oggi? Secondo me l'Atletico Uri c'è qualcosina in più rispetto al San Teodoro. Vittoria dedicata e salvezza dedicata a chi? Dedicata a tutti, a noi, ai dirigenti, ai giocatori, a tutti quanti, una vittoria di tutti. Benissimo Franco, ti ringraziamo, complimenti per la vittoria di oggi, per la salvezza del Taloro e in bocca al lupo per questo finale di stagione. Lupo, andate a festeggiare! Sì, adesso festeggiamo, grazie.